Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci nuovamente qui con la rubrica Salute e Benessere. Nella precedente puntata abbiamo parlato di benessere procurato dalle piante, benessere fisico. Oggi invece parliamo di benessere soprattutto psichico, benessere per la nostra mente. E in questo periodo, visto che da quasi un anno, no, stiamo vivendo momenti drammatici, momenti brutti legati alla pandemia, c'è bisogno di trovare anche fra le proprie mura domestiche, c'è bisogno di trovare serenità, di trovare pace, e le piante pare che ci possano aiutare in questo. Con noi anche oggi è nostra gradita ospite la dottoressa Chiara Saccavini, che lei ama definirsi ambasciatrice delle piante. Lei è sia laureata in lettere che in filosofia, scrive libri proprio legati al mondo delle piante, al mondo delle al nostro rapporto sì, con loro, sì. Che via via che indaghi si apre a nuovi orizzonti, perché è davvero infinito e vastissimo. Sì, abbiamo detto che in questo periodo, mai come in questo periodo, no, c'è proprio bisogno, c'è tanto bisogno di trovare serenità all'interno delle mura domestiche. Ahimè sì, sperando che la situazione migliori, è comunque un monito anche, no? Ci offre anche un monito, un momento di crescita. In fondo abbiamo sempre guardato al mondo vegetale come a soltanto qualcosa che era lì per noi, di cui si poteva approfittare, però dobbiamo imparare anche a capire che siamo uno, cioè siamo tutti collegati, ogni essere vivente del nostro pianeta è uno. E le piante ci possono insegnare molto. Ci sono stati recenti studi che indicano come ospedali, scuole, anche uffici in cui siano presenti piante portino a un miglioramento della salute, proprio anche fisica e anche, come dicevamo adesso, proprio psicologica delle persone che possono godere della vista delle piante. Innanzitutto il verde, perché il verde è un colore che da sempre ci dà rilassamento, abbassa tutto quello che è stress. È solo con la loro presenza, diciamo. Ci sono, anche qui dobbiamo andare un po' a vedere quelle che sono le discipline orientali che riguardano il mondo delle piante e il loro rapporto. C'è ad esempio un modo di rapportarsi alle piante giapponese che si chiama Shrinkuraku, ed è letteralmente abbracciare gli alberi, ovvero loro partono ovviamente da una filosofia che è quella shintoista, per cui ogni pianta ha al suo interno uno spirito che si può collegare con il nostro, diciamo. È una cosa che noi sentivamo nel Medioevo. Nel Medioevo, se qualcuno va a indagare la storia del nostro rapporto con gli alberi, con i boschi sacri, esistevano proprio delle foreste. Sì, delle foreste che in teoria dovevano essere impenetrabili. Non solo, ma anche a cui le persone portavano sacrifici, portavano offerte. Poi c'è stata una cristianizzazione, specialmente in terre del nord, molto violenta, che ha portato all'abbattimento di queste foreste, di questi boschi sacri. Però ci sono ancora delle piante, per esempio c'è un tasso in Inghilterra che si conta abbia più di 1300 anni. Questo ci dice anche appunto della capacità di adattamento, di grande facilità, appunto longevità di queste piante, da cui possiamo imparare anche questo. Ma facciamo un inciso, mi diceva che si sono estinti i dinosauri, però c'è una pianta che non si è estinta. È la ginkgo biloba. Penso che tutti abbiamo presente quale sia, è un grande albero, poi arriva anche ai 30-40 metri, anch'esso molto longevo, che ha la caratteristica di avere delle foglie triangolari, come dei ventagli, è molto diffusa nell'Oriente, nei tempi anche qui shintoisti, nei tempi zen, ed è meravigliosa al momento dell'autunno, quando le foglie diventano d'oro. Tra l'altro è una pianta anche usata molto dalla medicina cinese, perché poi queste piante hanno anche queste caratteristiche, una pianta rinvigorente che dà, come la sua longevità, diciamo, la concedesse anche a chi ne usufruisce, insomma, nelle tisane, eccetera. Quindi ritorniamo un attimo
all'abbracciare gli alberi. Adesso che non si possono abbracciare le persone, ci sfoghiamo, andiamo ad abbracciare gli alberi. Guardi, mi è successo in Bulgaria, c'era proprio un gruppo di alberi storici antichissimi, sì, e lì c'erano queste tantissime persone che arrivavano in quella località proprio per questa cerimonia, di sentirsi in comunione con le piante. Noi possiamo farlo nel nostro piccolo, perché se non abbiamo possibilità di muoverci, di uscire, visto che ci sono limitazioni, sì, ed andare nei boschi che pure insomma abbelliscono la nostra regione, possiamo accostarci alle piante della nostra casa. Anche questo è psicologia, perché nell'accudire, nel prenderci cura di una pianta che abbiamo in qualche maniera sotto la nostra responsabilità, si crea quell'impegno e anche quella concentrazione che ci fa bene. Cioè ci sono anche lì testi orientali che dicono che la pianta fa bene perché ci riporta al momento presente. Quindi la nostra mente non vaga nel futuro, nel passato, ma si concentra su ciò che è in quel momento e noi viviamo quel momento, che è una cosa abbastanza rara nel giorno d'oggi, se ci pensiamo. Certo. Perché la nostra mente è molto svagata. Ma ci sono delle piante che attraggono maggiormente proprio in questo caso? Oppure è a libera scelta di ognuno di noi, a seconda della preferenza? Le dirò che anche grazie ai gruppi Facebook ci sono tantissimi appassionati di alcune famiglie di piante. Sì. È una cosa molto strana, in questi ultimi anni si sta realizzando. Per esempio ci sono gli appassionati di filodendri, una pianta che fino a qualche anno fa era praticamente scomparsa. Adesso sta tornando di moda e anche qui, se vedete, ci sono delle piante molto particolari che non ci sembrano nemmeno dei filodendri, no, tipo infatti, questi dorati, tipo questo che viene chiamato anche faccia da scimmia, perché ha queste incisioni sulle foglie. Sì. E anche questa che è un Oxantosoma che è della famiglia sempre delle Aroidacee, quindi dei filodendri, ma è un caladium, e caladium, chi ha studiato greco sa che significa che ha la radice di kalos, cioè di bello. E quali erano gli epiteti dell'eroe per eccellenza? Kalos kai agazos, no? Cioè il bello e il buono. Ecco, queste sono piante che poi ci aiutano anche perché sanno trasformare le sostanze tossiche che ci sono nel nostro ambiente e poi ci gratificano appunto con questa bellezza del loro fogliame. Per quanto mi riguarda, ad esempio, io invece mi occupo di collezionare begonie, perché anche questo è un aspetto psicologico, cioè scoprire anche il retro, il simbolo che c'è dietro la pianta. Qui vi ho portato quella begonia in primo piano con le foglie arancio, sì, che si chiama Autumn Amber. Noi tutti penso abbiamo in mente le begoniette delle aiuole. Ecco, invece no, anche lì si apre un mondo quando cominci a studiarle, perché per esempio la famiglia delle begoniacee, dopo le orchidee, è la più diffusa sul nostro pianeta. Quindi vuol dire che è antichissima. E ci si può anche sbizzarrire a creare dei piccoli ibridi, come ad esempio la pianta accanto, che è un ibrido che abbiamo creato in vivaio. Quindi sì, ma aspetti, quale? Questa col fiorellino rosa che sta cominciando ad aprirsi. Sì, è stata creata? Sì. Questa è, ci sono delle tecniche per impollinare, esattamente, per impollinare i fiori e creare queste nuove vite. Ed è anche questo un aspetto meraviglioso, io credo. Sì, perché poi vedere, no, una begonia, cioè una pianta così in questa stagione è un po' difficile. Sono varietà tropicali di solito, però possono essere tenute benissimo in casa, richiedono anche loro pochissimo perché sono piante quasi succulente e quindi poca annaffiatura, una temperatura diciamo dai 15 ai 20 gradi è perfetta e ci regalano adesso tutto l'inverno queste fioriture. Tutto l'inverno? Sì, perché sono in questo caso delle begonie che arrivano dalla specie Boverae, che è messicana, e che ha la caratteristica di fiorire tutto il periodo a giorno corto, quindi da novembre ad aprile, quando la giornata è corta. Ah, ma guarda un po'. Senta, mi tolga la curiosità, questa pianta, siccome io amo molto il colore, le cose molto colorate, il rosso. Questa è un aglaonema, una nuova varietà di aglaonema. Anche lì, vedete, c'è tanto studio sulle piante, perché fino a qualche anno fa si trovavano l'aglaonema ma soltanto con fogliami verdi, verdi e grigi, quindi erano piante
decorative ma non eccezionali. Adesso si stanno creando queste nuove selezioni che hanno dei fogliami davvero splendidi e accattivanti. Ecco, e per lo spirito fanno Assolutamente, bene? io penso di sì. E beh, infatti Danno le dico, energia, danno tutto il forza. tempo sto guardando questa pianta, parlo con lei e butto l'occhio su quella pianta lì. Vero. Quindi le piante è anche cioè, sono anche sensazioni di ognuno di noi, praticamente, cioè scegliere una piuttosto che un'altra. Sì, decisamente. Lasciando il fatto che per esempio la glaunema è una pianta che resiste bene anche dove c'è poca luce e quindi se abbiamo ambienti non ottimali, quindi non molto luminosi, che sarebbe una richiesta di altre tipologie di piante, ecco la glaunema ci viene in soccorso anche in questo perché resiste dove anche la luce è pochissima. Ecco, lei ha la fortuna di vivere in mezzo alle piante, ma in casa? In casa certo, in casa anche. Perché, perché e poi è diverso anche vederle crescere in serra piuttosto che in casa, impari anche a poter consigliare meglio poi le persone, a come accudirle, perché vedi proprio la differenza di ambiente e come la pianta si modifica e appunto necessita di altre cure rispetto a quelle che possono essere in serra. Ecco, proprio Chiara, classico filosofo, che si perde, no, in mezzo alle piante, neanche si perde, ma si identifica, cresce, le capisce. Io credo che sia fondamentale anche, proprio per quello che dicevamo all'inizio, per queste tecniche anche orientali, di avvicinarsi e osservare proprio il particolare della pianta, perché ci dà tanto. Per esempio, qui, non so se si possa vedere, c'è la foglia di un pothos. Di solito noi siamo abituati al pothos aurea, che è una pianta molto diffusa. Ecco, questa è una variazione con la foglia bianca invece che gialla, variegatura bianca invece che gialla. Cioè sono piccoli particolari che a volte danno un tono diverso alla pianta. Bene. Possiamo abbracciare qualsiasi albero? Certo. Va bene qualsiasi? Il noce, evitando il noce, perché ha delle tossine che possono... D'altronde c'era Virgilio che già diceva titire tu patulè recubam sub termine fagina, quindi riposare all'ombra del faggio. Bene, grazie a Chiara Saccavini, grazie ai nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento la prossima settimana sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.